Buongiorno Sicilia, ben trovati a tutti voi che ci seguite su Antenna Sicilia, anche oggi pronti per darvi tutta l'informazione, le ultime notizie, quelle più importanti delle ultime ore nella nostra isola, ma soprattutto anche un occhio ai giornali. Ed è per questo che c'è con me oggi Emanuela Corsi, che saluto. Buongiorno Emanuela. Buongiorno Roberta e buongiorno a tutti voi. Allora, noi iniziamo la nostra serie di servizi dedicati appunto alle notizie più importanti delle ultime ore con Niscemi. È caduto un simbolo che era apparso come un simbolo di resistenza, la croce a Niscemi. Parliamo della frana e invece adesso la croce è volata via. Sentiamo. La pioggia battente e poi il boato, un altro pezzo di costone che viene giù e con esso un frammento profondo dell'anima di Niscemi. La croce, in bilico sul fronte della frana nel quartiere Sante Croci, è crollata. Il terreno su cui poggiava è venuto giù. Era diventata in pochi giorni un simbolo potente, fotografia rilanciata sui social, ripresa da televisioni e giornali, un segno di speranza collocato nel ricordo della chiesa distrutta dalla frana del 97. Ora anche quella croce non c'è più. A pochi metri dal baratro la croce era ricavata in una grossa pietra poggiata su un piedistallo di marmo. Il crollo è avvenuto qualche ora dopo l'avvio delle prime operazioni di recupero nella zona compresa tra i 30 e i 50 metri dal fronte della frana. Accessi contingentati, piccoli gruppi, percorsi obbligati e tempi strettissimi sotto l'attento controllo dei vigili del fuoco. I residenti evacuati hanno così potuto recuperare qualche oggetto personale. Siamo stati fotografie di miei figli, o signore, e questo del quale profumo. Indubbiamente le cose che ci serviranno per il prossimo futuro, da qui a 15 giorni a un mese, adesso non so quantificarle, e quelle pergamene delle lauree dei miei figli, che sono costate tanti sacrifici a loro e sono costate tanti sacrifici ai genitori. Foto, le videocassette, tutto quello che è stato il mio passato. Le altre cose, l'abbigliamento, penso che mi sento meno legato a queste cose, ecco, al quotidiano. Quelli sono i ricordi. Il più importante è la foto di mia mamma che è morta a dicembre scorso. Non ho niente, ma una maglietta magari da tenermi, da stringermi. E la vorrei con me, ma meno male che non ha visto tutto, perché una seconda volta non l'avrebbe sopportato. Le operazioni sono state monitorate costantemente dalle squadre USAR dei Vigili del Fuoco, specializzate in interventi in ambienti instabili e ad alto rischio, ma dopo gli ultimi crolli oggi si valuterà se proseguire con i recuperi. Intanto alle 12 è atteso a Niscemi il capo della Protezione Civile Nazionale Fabio Ciciliano per un nuovo sopralluogo sul fronte della frana. Fin qui Gerry Italia, sui giornali ovviamente Niscemi campeggia, sono davvero toccanti le immagini che abbiamo visto, Emanuela. E soprattutto anche quest'ultima notizia, questo crollo, era un simbolo, questa croce, il simbolo della resilienza. Allora andiamo a vedere sulla Gazzetta del Sud Niscemi, precipita anche la croce che era il simbolo della speranza. È caduta nel burrone come l'auto qualche giorno fa, quell'auto che abbiamo visto tante volte in bilico sul precipizio. I vigili del fuoco hanno eseguito un intervento delicato e complesso per permettere poi agli sfollati di prendere i loro oggetti dalle abitazioni, come abbiamo visto nel servizio. Ma intanto leggiamo, è crollata nel tardo pomeriggio di ieri anche la croce che stava sul ciglio della frana nel quartiere Sante Croci, il più colpito dallo smottamento. Era diventata simbolo di speranza e resistenza. Era stata sfiorata dalla frana dello scorso 25 gennaio e precipitata nel burrone come l'auto qualche giorno fa, ulteriore effetto delle piogge che sono cadute in questi giorni. Proprio ieri, a 30 metri dal ciglio della frana, i vigili del fuoco hanno eseguito un intervento delicato e complesso per permettere agli sfollati di prendere i loro oggetti dalle abitazioni. Un momento anche carico di emozione per gli sfollati che sono potuti rientrare anche solo per pochi minuti appunto nelle loro case lasciate in fretta e furia. Intanto la Procura di Gela ha aperto i primi procedimenti penali per violazione della zona rossa attigua alla frana. Ci sono alcune persone che appunto hanno violato questa ordinanza. E poi leggiamo sempre il Consiglio Nazionale dei Commercialisti intanto scrive una lettera aperta per chiedere di prorogare gli adempimenti nel Comune. E questa è la richiesta avanzata appunto dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti in una lettera inviata oggi al Primo Ministro Giorgia Meloni, al Ministro e Vice Ministro dell'Economia Giorgetti e Maurizio Leo e al Vice Direttore e al Direttore dell'Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone per
disporre per il comune di Niscemi una congrua proroga dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi in scadenza nel primo semestre 2026. E noi tra gli ospiti di oggi avremo proprio il presidente dell'Odec di Catania, quindi tratteremo anche proprio il tema che avete sentito nell'ultima parte dell'intervento di Emanuela Corsi. Adesso la violenza, una violenza inaudita, ma pensate, quella portata avanti da bambini, perché quella che vi racconta Marco Gullà nel prossimo servizio è la storia di una baby gang, tutti tra 10 e 11 anni, in 11 hanno aggredito un commerciante che era semplicemente a spasso con la moglie. Sentiamo. Pugni, calci, un'aggressione violenta. Siamo sempre a Palermo, nei pressi del tribunale. Un commerciante palermitano ieri pomeriggio è stato aggredito da 11 ragazzini tra i 10 e i 9 anni. Lo hanno colpito all'addome con calci, pugni in modo violento, lasciandolo a terra. Luciano Ien, titolare del Museo dei Vecchi Ricordi, stava passeggiando con la moglie quando è stato aggredito senza motivo. Non è la prima volta che questa banda agisce in quella zona. Salgono sulle auto, rompono e danneggiano le auto, sottolinea il commerciante. Tanto sanno che restano impuniti. Un weekend nero per Palermo. Sabato, intorno alle 3 di notte, alcuni giovani volevano entrare nella discoteca Zaia e sarebbero stati bloccati dai buttafuori. È nata un'animata discussione, una lite. L'allarme della Confesercenti: ci ricattano, vogliono entrare gratuitamente o se no creano danni e disagi. Gruppi di ragazzi che il fine settimana pretendono di entrare dentro le nostre attività, dentro le nostre imprese gratuitamente, oppure di poter consumare gratuitamente. Se ciò non gli viene consentito, scatenano disordini, risse, sapendo che, ai sensi dell'articolo 100 del TULPS, una norma del 1931, il questore può disporre una chiusura preventiva di quei locali. Questo è diventato per loro un'arma di ricatto importante che, oserei dire, è quasi un pizzo ormai istituzionalizzato e per noi non è più tollerabile. La violenza inaudita. In studio ci siamo un po' guardate negli occhi dicendo: ma è veramente così? Cioè, stiamo parlando di bambini, interpretando probabilmente il sentimento di chi ci segue. Emanuela. Assolutamente sì. Vediamo sulla Sicilia di oggi l'agguato della baby gang, aggredito un commerciante. L'età si abbassa sempre di più in questi casi di violenza. Questi centri storici ormai ostaggio appunto di queste gang, qui avevano soltanto 9 e 10 anni. Esatto. Li chiamiamo ragazzini, ma in realtà sono soltanto dei bambini che dovrebbero pensare sicuramente ad altro e non ad accerchiare, come leggiamo appunto, quest'uomo. Ragazzini di 9 e 10 anni hanno colpito a pugni e lasciato per terra questo signore palermitano, e l'aggressione denunciata l'altro ieri appunto dal commerciante Luciano, si chiama così, nella zona del Palazzo di Giustizia. Una semplice passeggiata di domenica pomeriggio che poi si trasforma in una quasi tragedia, possiamo dire. Ma restiamo su questa pagina per affrontare il tema della sicurezza in generale, perché parla il fondatore e proprietario Gabriele Calandrino dei Chiavettieri, un locale storico di Palermo, che dice addio appunto alla sua attività spaccio e criminalità. La zona è diventata invivibile, annuncia la chiusura, arrivano in gruppi, c'è troppa violenza e furti continui. Questa purtroppo è la risposta di tanti imprenditori palermitani ai numerosi all'escalation di violenze appunto che avvengono in città. E qui oggi appunto sulla Sicilia c'è lo sfogo di questo imprenditore costretto a chiudere la sua attività, pensa dopo 22 anni. Ha detto insomma che abbasserà la saracinesca perché non è più in grado di fronteggiare queste bande che appunto creano soltanto pericolo anche per gli avventori del locale. Oggi è il 10 febbraio, 40 anni fa l'inizio del maxi processo a Cosa Nostra. Pensate che adesso anche un'applicazione ricostruisce l'aula bunker dove appunto iniziò il processo, permettendo così ai giovani di conoscerne tutte le fasi. Sentiamo.
Il diritto che vince sul delitto. Fu l'accostamento di parole con il quale il pubblico ministero Giuseppe Ayala concluse 8 giorni di requisitoria del primo grande processo a Cosa Nostra. Il 10 febbraio ricorrono i 40 anni dalla sentenza che segnò la prima grande vittoria dello Stato sulla mafia. Oggi i giovani non sanno più cosa fu quella stagione e dunque occorre fare memoria e museo, e per questo proprio oggi si può rivivere con la realtà aumentata il maxi processo. Per avvicinare soprattutto i più giovani a fatti avvenuti 40 anni fa, che loro per forza di cose non hanno potuto conoscere, non hanno vissuto, abbiamo ricostruito con la realtà virtuale l'aula bunker, permettendo così al visitatore, indossando dei visori, di trovarsi in aula durante le fasi del processo. Ma tocca proprio a Giuseppe Ayala ricordare come quelle scritte in quei giorni furono pagine di storia. La mafia era legata a una grande impunità, diciamo la verità, e il maxi processo ha segnato una svolta in cui lo Stato ha dimostrato che quando decide di esserci c'è con gli strumenti legati al diritto. La lotta alla mafia non è finita, ma da quel giorno sappiamo che si può vincere. È stato un fatto importante perché il fenomeno di Cosa Nostra è un fenomeno mostruoso e c'è il rischio che a forza di guardare negli occhi un mostro tu diventi come un mostro. Invece col maxi processo si è dimostrato che con la Costituzione e con lo Stato di diritto e naturalmente con l'impegno e la passione di tanti uomini dello Stato le risposte credibili si possono dare. La missione finale è una sola: ricordare quel mostro che è la mafia per non cadere nei suoi tentacoli da piovra. E subito ai giornali, Emanuela. Sì, siamo sulla Sicilia, il 10 febbraio del 1986 appunto si dava inizio al maxi processo, parla Morosini, il presidente del Tribunale di Palermo, dice maxi processo, una democrazia più forte. Nell'aula bunker presentato questo progetto virtuale proprio a 40 anni dall'evento. Il maxi processo di Palermo ha rappresentato molto per la storia democratica del nostro paese, è stato un momento di autocoscienza nazionale, l'occasione per conoscere davvero le tragedie perpetrate da Cosa Nostra, ma al tempo stesso ha dimostrato che la democrazia è più forte. Queste le parole appunto del presidente del Tribunale palermitano Pier Giorgio Morosini a margine della presentazione di Dentro il maxi processo, memoria e tecnologia a 40 anni dall'inizio del processo alla mafia. C'è anche quest'app che dà la possibilità appunto ai giovani di rivivere quello che è stato un momento molto significativo della storia e soprattutto della lotta alla mafia. Allora, passiamo ancora, andiamo avanti o ci fermiamo qua? Ci fermiamo qui. Ci fermiamo qua e andiamo al calcio, perché oggi martedì è una giornata di turno infrasettimanale in Serie C e su Telecolor ovviamente vi racconteremo le sorti e l'impresa del Catania che oggi affronta il Cerignola, riceve al Massimino il Cerignola in una partita anche molto determinante, soprattutto per il Benevento che va a Trapani. Ma sentiamo intanto le ultime del Catania nel servizio. Il Catania torna in campo dopo la sosta forzata dal rinvio del derby con il Trapani. Alle 20:30 i rossazzurri affrontano il Cerignola al Massimino nel turno infrasettimanale del campionato di Serie C. Avversaria insidiosa, la squadra pugliese che ha appena battuto la Salernitana, ma Mimmo Toscano nel presentare il match non ha nascosto la fiducia e l'ottimismo. Sarà una gara difficile, però sono convinto che i ragazzi faranno una grande prestazione, perché in questo momento ci vuole fiducia, ci vuole che ci si creda ancora con più forza, che si abbia l'equilibrio giusto, che a me sta bilanciare lo spogliatoio dal punto di vista emotivo, che non può essere il fenomeno una settimana prima, magari uno che sembra che non ha giocato mai a calcio la settimana dopo. Sta a me bilanciare queste cose, dare la consapevolezza, la fiducia e il crederci fino alla fine alla squadra. Vuole continuità, Toscano vuole cancellare la sconfitta col Sorrento, il tecnico ritrova Casasola che ha scontato la squalifica e riprenderà il suo posto a destra, non c'è Miceli fermato dal giudice sportivo, dietro gioca Carnelutti come centrale difensivo, Pieraccini come braccetto di destra, assente di Tacchio in mediana Corbari e Quaini, in avanti Jimenez e D'Ausilio di supporto a Forte, ma al di là degli uomini Toscano avverte. Ci vorrà una partita con un approccio giusto, con l'atteggiamento giusto e capire che i momenti più pericolosi saranno quando ci abbiamo la palla noi, che loro è una squadra che difende con tutti gli effettivi,
aspetta il tuo errore per ripartirti con giocatori di gamba e di qualità, quindi il momento peggiore è quando c'è la palla tu devi avere la pazienza, la lucidità e la qualità di portare la partita nel binario che vuoi. Se ci riuscirà lo vedremo insieme con diretta stadio su Telecolor dalle 20, 3 ore live con il pre-partita, il racconto del match e le parole dei protagonisti al termine della gara. E dunque, insomma, l'appuntamento è sulle nostre emittenti, su Telecolor l'avete sentito, sui giornali ovviamente si parla del Catania. Sì, vediamo le pagine dedicate allo sport della Sicilia. Allora il Catania si aggrappa all'effetto Massimino alle 20:30, il confronto con il Cerignola, tutta la città spingerà i rossazzurri dopo lo scivolone con il Sorrento. Toscano guarda avanti, questa squadra può vincere contro chiunque, basta avere la giusta concentrazione. Questo per quanto riguarda il Catania, che dicevamo giocherà contro il Cerignola in casa in questa settima giornata di ritorno, ma vediamo anche le altre siciliane di Serie C. Il Siracusa a Cosenza tra grande orgoglio e rimonta in classifica. Turati perde Limonelli, 2 turni al centrocampista, in difesa torna Marafini, garantirà esperienza. Fischio d'inizio anche qui alle 20:30, così come per il Catania, mentre il Trapani giocherà alle 18 e proverà a limitare la capolista Benevento, ma il consorzio chiede il canone per lo stadio, via alla battaglia legale per gli abbonati Shark, ingressi a €1. Ricordiamo che sullo sfondo c'è tutta una questione legata alle società sportive di Trapani facenti capo ad Antonini. Andiamo a vedere anche la Serie B, visto che oggi giocherà anche il Palermo e quindi confronto suggestivo con la Samp nel ring di Marassi. Inzaghi ha detto: entriamo in uno stadio da Serie A, dovremo disputare una grande partita. E ancora le parole del tecnico: non possiamo fermarci, non c'è tempo, voglio un ulteriore passo in avanti rispetto alle gare con Bari ed Empoli. Sull'altra pagina, sempre a proposito di Samp, sulla 3/4 tornerà Palumbo, alle spalle del bomber Poyampalo ci sarà il ballottaggio, Leduaron in vantaggio sulla novità Jonsen, l'ultimo acquisto appunto della Palermo. Andiamo a vedere anche le prime pagine, Roberta, vediamo tutte le altre notizie. Intanto la Gazzetta del Sud, a Messina è l'ora delle critiche, Basile non ha detto la verità. I consiglieri comunali non accettano la narrazione secondo cui sarebbe stata l'Aula, rallentando l'azione dell'amministrazione, a causare le dimissioni del sindaco, e in commissione bilancio si accende lo scontro. E poi vediamo la fotonotizia. Oggi la troviamo su tutte le prime pagine, soprattutto sulla stampa regionale, l'addio allo scienziato Antonino Zichichi, le intuizioni del fisico divulgatore, addio a 96 anni, scienziato siciliano. Le sue posizioni a volte hanno creato anche delle polemiche. Ancora vediamo Niscemi in prima pagina, precipita anche la croce, quindi anche qui la notizia viene riportata in prima, ma intanto andiamo anche all'interno della Sicilia, della Gazzetta del Sud, perché si torna a parlare del triplice omicidio dei cacciatori a Montagna Reale. Si cerca di ricostruire cosa è accaduto in quel famoso 28 gennaio, un incidente di caccia e poi la lite degenerata nella sparatoria. E questa la tesi più accreditata sulle ipotesi al vaglio degli inquirenti per spiegare il triplice omicidio appunto di Montagna Reale. Intanto proseguono a ritmo serrato le indagini della procura di Patti. C'è un quarto uomo, ricordiamo, che è un amico di una delle vittime, della vittima più anziana, è un 48enne residente a Montagna Reale, appunto compagno e amico di caccia, amico e compagno di caccia dell'82enne ucciso. Sarà presto risentito dai magistrati. Restiamo sulla Gazzetta del Sud per vedere ancora una notizia. Report, smog, Palermo e maglia nera, mentre Messina è tra le città siciliane più pulite. Limiti superati, 89 giorni nel 2025, poi seguono Ragusa, Catania e Siracusa. Legambiente migliora il quadro nazionale, solo 13 città sono fuori legge nel 2025 naturalmente per inquinamento, ma gli obiettivi del 2030 sono ancora molto lontani. Vediamo il Giornale di Sicilia, apertura dedicata
all'inizio del maxi processo 40 anni fa, quando lo Stato ribaltò Cosa Nostra, i 475 imputati segnarono il primo grande colpo inferto alla mafia. Grasso si capì che non era folklore, Ayala fu una rivoluzione, la realtà virtuale oggi, come abbiamo visto, fa rivivere quei giorni, soprattutto ai giovani, alle nuove generazioni. E poi l'addio ad Antonino Zichichi, addio al fisico e uomo di pace. È morto a 96 anni lo scienziato Zichichi. Con le sue iniziative al centro Majorana di Erice ha creato un dialogo sin dai tempi della guerra fredda. E poi c'è un'intervista oggi al figlio Lorenzo. Restiamo sulla prima pagina per vedere questa notizia. I video incastrano un forestale incendiario che è stato arrestato. L'uomo fuori servizio è stato ripreso mentre creava dei focolai in più punti. Il rogo a Buseto nell'agosto 2025 era appunto per mano sua. E poi vediamo anche lo sport. Oggi la trasferta del Palermo a Marassi. Palermo sfida alla Samp con la minaccia di Brunori. Andiamo a vedere anche la prima pagina della Sicilia. Fisico bestiale è il titolo scelto per l'addio al fisico appunto Zichichi, lo scienziato della pace. C'è anche un'intervista all'ex presidente della regione siciliana Crocetta, che lo nominò assessore durante il suo mandato. Volava troppo alto, la politica lo rifiutò. E anche qui vediamo a Niscemi crolla anche la croce, simbolo di speranza presso il ritorno della Premier Meloni. È stato il ministro della protezione civile Musumeci ad annunciare che appunto ritornerà il Premier sui luoghi della frana. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Palermo. Fumo di Palermo, anche qui questo dossier con i dati di Legambiente che piazzano il capoluogo siciliano al primo posto nella classifica delle città italiane più inquinate. E poi naturalmente l'ampia pagina dedicata, che abbiamo visto prima, alle violenze in città, con quest'ultimo fatto dei ragazzini che accerchiano un commerciante e lo picchiano, ma poi anche Gabriele Calandrino che dice addio al suo storico locale perché c'è troppo spaccio e criminalità. Maxi processo 40 anni dopo, calo dell'attenzione sulla mafia. Ancora andiamo a vedere la prima pagina di Catania e poi chiudiamo. Roberta, si parla anche naturalmente di maltempo, dei ristori, degli aiuti per chi è rimasto colpito, soprattutto tante attività. Harry, per tanti ancora emergenza, raccolte fondi anche per Niscemi e pulizie straordinarie della playa devastata. Un comitato di 100 diportisti chiede che neanche i proprietari di barche distrutte siano dimenticati. Sono tante le categorie che naturalmente stanno ancora pagando per i danni del passaggio del ciclone Harry. Un'ultima notizia legata a Sant'Agata che si è conclusa da poco. Sant'Agata è un affare, il ritorno economico è del 1200%, numeri veramente incredibili. I 500.000 euro di fondi pubblici e privati stanziati per la festa per Cannizzo generano tra i 25 e i 50 milioni, quindi proprio una sproporzione incredibile, ma in senso positivo. E tra l'altro ci avviciniamo anche all'8ª che seguiremo, questo possiamo assolutamente confermarlo. Diamo un'occhiata alle telecamere che abbiamo su strada a Catania, e questo naturalmente è l'ex Tondo Gioeni, come sempre luogo difficile da affrontare per gli automobilisti verso Mister Bianco, ma così come verso Ognina. Andiamo anche a un'altra immagine della città che a quest'ora patisce inevitabilmente. Questo è via Vincenzo Giuffrida, molto traffico veicolare in uscita dalla città, mentre in ingresso sembra effettivamente molto più tranquilla la situazione su questa arteria che normalmente è assolutamente densa di traffico a quest'ora. Dove andiamo adesso? Andiamo adesso la parte della circonvallazione in direzione Mister Bianco. Non invidio e penso nemmeno tu gli automobilisti che sono ovviamente in fila, perché per fare
fare praticamente 100 metri ci vuole tanto tempo, e adesso magari vi mostriamo una immagine un po' più edificante comunque, seppure le nuvole coprano totalmente. Sì, noi a volte diciamo vi assicuriamo che c'è, perché in effetti non si vede, sebbene però la parte ovviamente più bassa sveli insomma la presenza della neve. Da Taormina abbiamo anche l'immagine dell'Etna da Taormina, ecco, dobbiamo dire che qui possiamo essere sicuri che diciamo, le nuvole in questa posizione, in questo versante, ci scoprono un Etna innevato, davvero bellissimo. C'è una pausa, il tempo che Emanuela riprenda fiato, e poi sarà il momento della seconda parte della nostra rassegna stampa, i fatti nazionali e internazionali. Torniamo. Siamo tornati in studio, questa è Buongiorno Sicilia, subito la linea alla collega Emanuela Corsi, pronta per le notizie nazionali e internazionali che troviamo sui giornali. A te Emanuela. Sì, partiamo dal Corriere della Sera, si rafforza l'asse tra Roma e Berlino, Meloni-Merz, leggiamo il titolo di apertura di oggi, scossa all'Europa, Italia e Germania chiedono più potere agli stati sulle leggi, von der Leyen andare oltre l'unanimità, il documento in vista del vertice in programma. Giovedì Berlino rivede il progetto dei caccia, diciamo scarica un po' il presidente francese Macron che vuole spiegazioni. Roma e Berlino alleate per dare una spinta all'Unione Europea. Meloni e Merz invocano più poteri agli stati sulle leggi. Il documento per il prevertice di dopodomani sul progetto dei caccia, il presidente Macron appunto chiede spiegazioni a Merz, a quello che è sempre stato il suo alleato. Vediamo le altre notizie, ancora il caso Epstein che riempie le pagine dei giornali, adesso c'è anche il re d'Inghilterra Carlo che ha detto aiuterà la polizia sul caso Andrea, il fratello che è stato coinvolto da questo scandalo di questo finanziere pedofilo morto, che era stato appunto arrestato. I reali d'Inghilterra preoccupati per il caso Epstein, Re Carlo pronto a collaborare con la polizia qualora fosse necessario valutare la rilevanza penale delle informazioni confidenziali che l'ex principe Andrea avrebbe condiviso con l'uomo d'affari americano durante varie missioni in Asia. Ricordiamo che tra i nomi illustri di questo scandalo c'è anche quello del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Le altre notizie, la rivolta dei rider e soprattutto l'accusa adesso dei PM di Milano su Glovo, paghe da fame per 40.000 rider. Finalmente qualcuno si occupa di questa categoria di lavoratori per troppo tempo dimenticata, che lavora anche in condizioni veramente disumane. E ancora le indagini, MPS, dirigente del Tesoro sotto inchiesta, insider trading. Un dirigente del MEF è indagato dalla Procura di Milano per insider trading perché avrebbe acquistato azioni per 100.000 euro a ridosso dell'OPS. Stefano Di Stefano, anche consigliere del gruppo di Piazzetta Cuccia dal 2022, è finito sotto la lente dei magistrati dopo le analisi del suo cellulare. Vediamo la fotonotizia nel taglio centrale, il Super Bowl, lo show di Bad Bunny fa infuriare Trump a proposito appunto di presidente degli Stati Uniti che si scaglia contro il rapper e dice è disgustoso Bad Bunny contro Trump. Il rapper è stato protagonista dello spettacolo nell'intervallo del Super Bowl, un inno alle minoranze etniche che fanno parte degli Stati Uniti che provoca la reazione del presidente, dice è una vera schifezza. E poi vediamo ancora le altre notizie, torniamo in Italia.
treni, c'è la firma anarchica, fuoco alle Olimpiadi, la rivendicazione dopo i sabotaggi da parte degli antagonisti, sabotaggi ai treni, c'è la rivendicazione appunto degli anarchici che dicono fuoco alle Olimpiadi e a chi le produce. Il messaggio diffuso in rete prosegue minaccioso, inizia a non essere più ignorabile l'inefficacia delle modalità di scontro di piazza, appare dunque necessario armarsi degli strumenti della decentralizzazione del conflitto. E poi c'è un'intervista a Marina Berlusconi a proposito di riforma della giustizia. Giustizia va fermato il mercato delle nomine, quindi sì alla riforma. E ancora abbiamo parlato di Super Bowl, ma parliamo anche dei Giochi Olimpici, soprattutto dello spettacolo di inaugurazione dei Giochi Olimpici di Milano Cortina, uno spettacolo che è stato molto criticato, soprattutto per il commento da parte di Petrecca. È scoppiato un vero e proprio caso, protesta in Rai, i giornalisti si scagliano appunto contro Petrecca, direttore di Rai Sport, per la telecronaca dell'apertura delle Olimpiadi e le tantissime gaffe che sono andate in onda. Vediamo il giornale di oggi. Allora, intanto leggiamo Salis e quel filo rosso fino a Cospito e le bombe, dove nasce la guerriglia. L'eurodeputata era impegnata con gli antagonisti. Quindi c'è questa insomma esclusiva del giornale dove ci sarebbero dei rapporti o presunti tali tra Ilaria Salis appunto e gli antagonisti, i precedenti del 2014 e 2015. E poi, a proposito di antagonisti, la rivendicazione con questo messaggio: fuoco alle Olimpiadi. Si parla anche di TV. Vediamo in alto la foto di Sigfrido Ranucci assieme a Massimo Giletti. Ieri Massimo Giletti ha aperto il suo programma con un monologo proprio dedicato al collega Ranucci, perché Giletti sarebbe finito in una presunta chat, il suo nome sarebbe finito in una presunta chat tra il conduttore e autore di Report con Maria Rosaria Boccia, che ricordiamo sta dietro lo scandalo che ha portato poi alle dimissioni del ministro della cultura col quale appunto aveva una relazione San Giuliano. Ecco, chat Giletti contro Ranucci, spieghi l'attacco ai gay, perché in questa chat si parlava di una presunta lobby appunto gay di cui farebbe parte anche Giletti, e Giletti ha voluto portare al pubblico questo scambio di messaggi tra Ranucci e la Boccia. Il conduttore sfida il collega di Report che al telefono lo accostava appunto al giro Omo. Ancora, dicevo, si parla di televisione perché un altro caso di cui si è parlato in questi giorni è il caso Pucci. Pucci è un comico che doveva salire sul palco dell'Ariston, era uno degli ospiti, ma è stato fortemente attaccato soprattutto dall'opposizione, dalla sinistra, per le sue frasi omofobe, per insomma la sua vicinanza diciamo alla destra. Ecco, Pucci censura infinita, pure le COP adesso lo mollano. E poi Rai, sciopero anti-Petrecca, ora vogliono zittire Cerno. Quindi dopo appunto questa presa di posizione dei giornalisti contro il direttore di Rai Sport che ha commentato la cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici, adesso anche contro Cerno, il direttore responsabile del giornale, per l'appunto stavamo leggendo la prima pagina. Vediamo domani Rai & Co. Gli incapaci della destra, l'egemonia culturale è un'utopia. I giornalisti di Rai Sport scioperano contro Petrecca, blindato dalla D Rossi e da Meloni. Caos a Sanremo. In 3 anni il governo non ha prodotto classe dirigente, da Pucci a Venezzi, premiati amici e mediocri. Diciamo, si punta il dito contro quelli che sono stati
gli ospiti di Sanremo di questi ultimi anni che sarebbero vicini appunto al governo Meloni. L'ultimo nome è quello di Pucci, che ha deciso comunque di non partecipare, e prima ancora c'era stato il caso Beatrice Venezzi, il direttore d'orchestra, scusate. Il Fatto Quotidiano, vediamo i capolavori di Agnelli all'estero, ecco le mail, Elkann e guai rischiano l'accusa di esportazione illecita. E poi i dialoghi tra i nipoti farebbero pensare al trasloco delle opere, sono 29 dipinti milionari da casa dell'avvocato alle residenze estere in Svizzera e altri paesi. Vediamo velocemente ancora qualche prima pagina. Il Giorno, l'apertura, scontri e sabotaggi ai treni, il Viminale sono collegati, e poi vediamo ancora il caso del manager ucraino morto, precipitato, il figlio con lui, assaliti da russi, la denuncia in Spagna e i bitcoin trasferiti. C'è ancora un giallo attorno alla morte di questo manager, appunto, che è morto qualche settimana fa. L'ultima prima pagina, il Manifesto, ladri e biciclette sfruttati approfittando del bisogno, 40.000 rider, quasi tutti stranieri, e l'accusa della Procura di Milano che ha messo in amministrazione giudiziaria la società che gestisce le consegne per Glovo. 12 ore di lavoro al giorno per 7 giorni e una paga sotto la soglia della povertà. E poi un'ultima notizia nel taglio centrale, le macerie del blairismo su Starmer, premier inglese in difficoltà sempre per questo caso Epstein, perché sarebbero coinvolte alcune persone vicine alla premier inglese, ecco, che colpisce appunto i consiglieri ereditati dal New Labour. Grazie Emanuela, che troveremo tra l'altro più tardi per una chiusura, speriamo in dulcis in fundo. Noi ci fermiamo ancora per una pausa e torniamo con i primi ospiti. E siamo tornati in studio, saluto il pubblico che magari si è messo in contatto con noi soltanto adesso. Su Buongiorno Sicilia, dopo la rassegna stampa è il momento di aprirci a degli argomenti. E quello che trattiamo adesso, che abbiamo peraltro anche anticipato durante la rassegna stampa, è un argomento molto interessante per tutte quelle persone, e sono purtroppo veramente tantissime, che hanno subito dei danni importanti alle imprese, alle proprie attività a seguito delle calamità naturali. Parliamo del ciclone, ma c'è anche Niscemi in primo piano. Dunque saluto Giovanni Privitera, buongiorno, che è presidente dell'Odec di Catania, ovvero dell'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili. Dottori commercialisti ed esperti contabili. Allora, intanto ho detto una cosa, sono tanti. Purtroppo i numeri sono veramente impietosi, preoccupanti. Siete riusciti a fare una stima più o meno? Guardi, la stima è stata fatta direttamente dal Sole 24 Ore, ma secondo me è una stima, veramente molto ancora embrionale, perché sono stati stimati 2 miliardi di danni nelle 3 regioni colpite, Sicilia, Calabria e Sardegna, 1 miliardo dei quali solamente in Sicilia. Sì. Ma parliamo di danni che sono, ancora soltanto alle infrastrutture, danni di quelli che sono stati ai beni materiali che sono stati colpiti direttamente da questo ciclone aereo, dalla mareggiata proprio impetuosa che è arrivata, distruggendo chilometri e chilometri di coste. Basti pensare che da Siracusa a tutta Taormina, praticamente fino a Messina, tutti quanti le spiagge sono state completamente rose, mancano anche 8 metri, fino a 8 metri di spiaggia. Come no, l'abbiamo raccontato. L'avete raccontato sicuramente più volte, l'ho visto anche io. Ma questo qui è ancora veramente una goccia nell'oceano, a proposito di mare, sostanzialmente, perché il danno reale, sarà la stagione estiva, che viene comunque in ogni caso a essere mortificata, perché le pensi ai tour operator che avevano organizzato, faccio un esempio su tutti, dei pacchetti dei tour direttamente in Sicilia, che chiaramente virano verso altre destinazioni, non conoscendo bene esattamente i tempi stimati per la ricostruzione di quello che è stato distrutto. Oltretutto, anche Confindustria, una sezione degli albergatori della Neri, comunque in ogni caso stima che saranno problematiche anche le ricostruzioni,
per le mancanze delle materie prime, perché devo dire, tutti i nostri lidi, i lidi sulla scogliera di Catania. No, sono tutti distrutti, Ma no, hanno ma anche poi difficoltà. poggiano su delle piattaforme aeree che sono certo. fatte con dei tubolari piuttosto che con del legname, che non è facile reperire in questo periodo qua, quindi devo dire che sarà difficile di stimare quello che possa essere veramente il danno. Sì. E quindi, dottore Privitera, in realtà, al di là del danno reale di ciò che è stato distrutto, noi dobbiamo fare i conti con i mancati guadagni che arriveranno. Oltretutto, considera anche la cosa ancora più importante, si tratta di attività che sono normalmente stagionali. Certo. Per cui dico, saltata questa stagione, non è che nei mesi da ottobre e dicembre riprenderanno, anche se riuscissero a ricostruire quello che è andato perduto, possono recuperare le attività che non possono più essere fatte. Immagino un lido che apre settembre-ottobre, che senso potrebbe avere naturalmente di una stagione invernale che di nuovo tornerà. E con la Bolkestein incombente, tra le altre cose, oltretutto il 2026 l'ultimo anno, tranne per i lidi che avevano fatto dei lavori di ristrutturazione, per cui di conseguenza inizia a diventare anche veramente difficile convincere i balneari a ricostruire quello che è andato perduto, perché in effetti se tutto viene messo a bando evidentemente non avranno particolarmente interesse comunque a ricostruire qualcosa che non sanno se rimarrà nella loro disponibilità o meno, quindi capisce bene che inizia a diventare veramente un problema molto importante. Ad oggi sono state varate soltanto le misure molto deboli, secondo me, cioè nel senso che comunque è stato firmato giusto il 3 febbraio dall'assessorato alle attività produttive una misura che dà dei primi ristori da 5 a 20 mila euro a tutte le imprese che sono state colpite da questi eventi calamitosi, l'alluvione Harry, fondamentalmente nei giorni 19, 20 e 21. Cosa devono fare però le imprese? Le imprese devono, allora il bando è abbastanza snello, nel senso che comunque fortunatamente è veramente molto snello, perché ho portato apposta, in ogni caso basta fare una perizia asseverata, quindi da parte di un tecnico abilitato che attesta la quantità dei danni subiti da ciascun soggetto che ha subito veramente danni dal ciclone Harry, quindi con questa perizia asseverata si attesta che il danno subito è strettamente legato al fenomeno Harry, per cui di conseguenza sono state messe a disposizione 23 milioni di euro che comunque in ogni caso, ma capisce bene che da 5 a 20 mila euro stiamo parlando ancora del nulla. Ma la perizia asseverata, mi perdoni se entro un attimo nel dettaglio, vale soltanto per le strutture, perché penso a un'asseverazione fatta da un tecnico, un ingegnere, ma vale solo per le strutture o anche per i beni mobili che ci sono? Ma il danno, bisogna quantificare il danno complessivo che comunque in ogni caso ha patito il soggetto che comunque è stato colpito in ogni caso da queste mareggiate. Quindi anche i cittadini, le case. Ma fondamentalmente si privilegeranno le imprese per far ripartire comunque in ogni caso quelle che è un'attività. Capisce che 5-20 mila euro parliamo del nulla rispetto ai danni che sono veramente stati di entità. Guardi, io ho sentito un carissimo amico mio che lavora in un notissimo hotel di Giardini Naxos, soltanto questo hotel ha subito danni per 500 mila euro stimati, quindi 20 mila euro sono veramente, stiamo parlando di un granello di sabbia del deserto, quindi insomma quindi veramente poca roba. Si aspettavano delle misure anche dal governo centrale, delle misure che nello scorso Consiglio dei Ministri non sono state varate, perché si cerca di capire quale sarà la copertura per poter naturalmente trovare delle risorse da destinare a questi comuni e a tutte quante le attività che sono state colpite. Ci auguriamo un po' tutti quanti, visto che domani c'è un altro Consiglio dei Ministri, che finalmente possono essere varate delle misure, così come a tante altre volte sono state varate delle misure in favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi. Certo, infatti è quello che io le volevo chiedere, cioè chiaramente le calamità naturali ci sono state nel corso del tempo, no? Per ammortizzare i danni, che cosa si è fatto, che cosa esiste, ma che cosa secondo voi si dovrebbe aggiungere? Perché poi è importante, mi perdoni, fare delle proposte, mettere sul tavolo delle proposte reali. Noi già abbiamo fatto un comunicato stampa in cui ci rendiamo disponibili fondamentalmente a coadiuvare gli organi di governo qualora dovessero un attimo decidere di mettere in campo delle misure volte ad alleviare un attimo quelli che sono i danni che sono stati patiti.
misure emergenziali, una cassa integrazione emergenziale, perché capiamo bene che tutti questi stagionali che avrebbero dovuto iniziare la stagione giusto in questo periodo non potranno lavorare più. Questo. La sospensione dei termini dei versamenti delle imposte, che ancora non è stato fatto, quindi capisce bene che dico comunque al danno aggiunge la beffa, se dico comunque devi, ma questo comunque sarà fatto quasi sicuramente, dico non si sa se fino a tutto il mese di giugno, ma ci si augura che venga fatta la sospensione fino e degli adempimenti contabili e fiscali fino al 31 dicembre, almeno sostanzialmente. Una decretazione fatta anche con delle misure di contributi che vengono erogati anche sotto forma di credito d'imposta, fondamentalmente. Il credito d'imposta, che è vero sì che tu imprenditore devi comunque sopportare il costo della ristrutturazione del tuo intervento, ma comunque piano piano te lo recuperi sotto forma di imposte che non vai a pagare utilizzando il credito in compensazione per gli altri tributi. La sospensione dei termini per gli accertamenti, perché un'azienda che è stata colpita in maniera così dura, non ha senso che venga sottoposta a misure di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate piuttosto che anche questo immagino che possa essere fattibile. Sono tutta una serie di misure che possono il decreto di liquidità, se si ricorda, che venne fatto subito quando ci fu la pandemia, mettiamo disponibilità, mettiamo delle risorse disponibili con dei finanziamenti contro garantiti dallo Stato, non nella classica misura dell'80%, ma addirittura al 100%, perché le aziende devono trovare risorse comunque per poter ricostruire e ripartire. E non è soltanto la ricostruzione di quello che è stato colpito ma è tutto l'indotto. E l'ultima cosa che vorrei dire, poi magari io sono disponibile un altro settore di cui si parla poco è l'agricoltura. Ed è veramente una cosa che mi rammarica tanto, perché il ciclone Henry l'abbiamo visto, l'abbiamo ascoltato dalla stampa, dalle notizie che circolano, l'abbiamo ascoltato come se ha colpito solo ed esclusivamente la fascia costiera. Il ciclone Henry si è abbattuto nelle campagne in maniera veramente impietosa. Io parlavo ieri pomeriggio da me in studio con degli agricoltori che hanno delle coltivazioni di agrumeti nella zona della Ramacca, Paragonia, chiaramente il cuore pulsante dell'agrumicoltura siciliana, hanno subito danni da questo ciclone pari al 40-50% stimato del prodotto, perché o è caduto o comunque il vento ha fatto sì che, strisciando nei rami il frutto marcisce sull'albero direttamente, perché è stata colpita direttamente la buccia del frutto. Quindi stimano perdite di fatturato del 30% circa, 30-35%. Capisce bene un'economia che si regge sul turismo e sull'agricoltura, vengono a mancare i due principali settori produttivi. È veramente da calcolare ancora i danni, perché secondo me il miliardo di euro si stima, sulla 24 ore si stima una perdita dello 0,8-1% del PIL, che significano 2,5 miliardi. Sono numeri impietosi. E tra l'altro siamo in chiusura, io vorrei sottolineare una cosa, abbiamo parlato delle strutture per esempio alberghiere che hanno subito dei danni, molte di queste magari non hanno subito danni tali da fermare completamente la stagione, ma questo cosa potrebbe voler dire? Che magari il costo di tutto questo potrebbe rivalersi anche sul turista che va lì, perché mantenere gli stessi costi avendo subito tutti questi danni anche per le strutture non sarà facilissimo, quindi è proprio una catena di difficoltà, riteniamo. Il 70% degli stabilimenti balneari si stima che sono stati distrutti. Il 70%, capisce cosa significa anche per il turista che comunque avrà la fortuna di vivere l'estate in Sicilia, i costi inevitabilmente lieviteranno, perché ovvio che meno l'offerta turistica si riduce in maniera veramente considerevole. Assolutamente. Allora noi speriamo, alla luce naturalmente della dichiarata calamità nazionale, stato di calamità nazionale, che tanti tasselli possano essere aggiunti, perché diventa fondamentale. Io la ringrazio tantissimo, noi siamo qua, per cui ci farebbe piacere poter raccontare cosa è successo, se ci sono degli step, se ci sono dei passi in avanti. Mi auguro che domani il Consiglio dei Ministri vari qualche misura a sostegno di queste imprese in tutti e due i settori, e eventualmente poi ci risentiamo assolutamente, con piacere. Grazie, sarà un immenso piacere. Grazie a Giovanni Privitera, presidente dell'Odec di Catania. Noi ci fermiamo per guardare come sarà il tempo, le devo dire che ogni giorno lo facciamo anche con una certa apprensione, e torniamo con Giovanni Burtone, il sindaco di Militello. A tra poco.
Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Spiccata variabilità sul nostro territorio martedì, con molte nubi che insisteranno specialmente sul nord-ovest e poi peggiora nella seconda parte del giorno per l'avvicinarsi di una nuova perturbazione con piogge diffuse sempre sulle regioni nord-occidentali. Sulla Sicilia sarà una giornata con cieli sereni o parzialmente nuvolosi, al più qualche sporadica nota instabile lungo le coste settentrionali e con temperature massime oltre le medie, valori anche fino ai 16-17 gradi. Nel corso della giornata di mercoledì sulla Sicilia il tempo sarà in peggioramento, con l'arrivo di precipitazioni sparse, qualche fenomeno rischierà di essere localmente a carattere temporalesco e i venti inoltre in rinforzo, con mari che risulteranno mossi. Le temperature saranno in flessione di qualche grado. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo. Siciliaweb.it si rinnova. Più informazione, notizie in tempo reale, i telegiornali, gli approfondimenti e le dirette di Antenna Sicilia e Telecolor. Più passione. Lo sport e il Catania raccontati come nessun altro. Più emozione. Con i grandi eventi in diretta e con l'intrattenimento delle nostre produzioni TV. Siciliaweb.it. Ogni giorno, in libertà, ovunque tu sia, con un click. Siciliaweb.it. Connessi con il tuo mondo. Sei qua. Siamo tornati in studio, buongiorno Sicilia e buongiorno, ve l'ho anticipato, lo dico con un piacere grandissimo, a Giovanni Burtone, sindaco di Militello in Val di Catania, ben trovato. Grazie per l'invito. Come stai? Noi ci siamo visti in un'occasione, non so se definire, triste perché salutavamo il grande Pippo Baudo, ma era un test d'amore, no? Era un test di abbraccio, i funerali di Pippo Baudo il 20 agosto del 2025. No? Pippo non ha reciso il cordone ombelicale neanche in occasione della sua morte. È vero. Voleva stare con i suoi genitori. E quindi voleva essere seppellito a Militello, però ha voluto la camera ardente e il funerale anche a Militello. È stato un momento triste, però è stato anche particolarmente toccante vedere tanti cittadini che sono arrivati da ogni parte della Sicilia. Sì, che poi per dargli il saluto. Ancora oggi arrivano persone e vogliono andare a vedere la tomba di Pippo, per un legame forte che lui aveva stabilito attraverso il mezzo televisivo. È vero. E quindi non diretto. Tanti, soprattutto in paese, avevano con lui un rapporto diretto. Quando veniva in paese andava in campagna. Poi stava un po' con i suoi genitori, con gli amici, poi saliva a Militello e non avvisava nessuno. Non voleva servizi d'ordine. E quindi per tutti c'era un saluto, un ricordo familiare, un abbraccio, una battuta, una foto. Poi ora con i self è stata una cosa molto più diffusa e devo dire che Pippo si prestava molto perché era veramente una persona solare, generosa e veramente una bella persona. Allora, a distanza di tempo, Sindaco, emergono tanti ricordi, no? Forse in quei giorni concitati, complicati, anche complicati per il comune, no? Perché ricevere tutta quella marea di gente non è stata esattamente una passeggiata per garantire ovviamente l'ordine, che nessuno si sentisse male, era una giornata caldissima, quindi questo sicuramente. Però a distanza di tempo emergono i ricordi in lei e sicuramente anche in tutti i cittadini, no? Potremmo, che ne so, ipotizzare un racconto venendovi a trovare adesso, col senno di poi, un racconto degli aneddoti, no? Legati a Baudo. Sì, Pippo, ripeto, quasi ogni anno veniva. Aveva tanti impegni, non c'è dubbio dal punto di vista professionale, però trovava sempre un
uno spazio per Militello, per tornare nella sua città, e quindi ci sono episodi che vengono poi raccontati anche da persone che erano con lui amici d'infanzia. Ora è stato un po' ricostruito il suo percorso artistico dalla parrocchia dove c'era il teatrino, che è stato ripreso, il parroco l'ha voluto dedicare a lui, al Cineteatro Tempio, che fu proprio il posto in cui lui cominciò a fare alcune opere anche significative. Fino a questo che la nostra proprio regia... vicino al Cinema Teatro Tempio, che quello era un cinema di città in cui si proiettavano i film nella città, ma anche teatro, e ora è stato ristrutturato in teatro ma anche utilizzabile per fare dei filmati, e lì abbiamo voluto dedicare questo murales a Pippo. Ecco, allora siamo arrivati al dunque. Militello ha il murales dedicato a Pippo, che, se devo dirle la verità, sindaco, io trovo molto molto bello e tra l'altro estremamente rispondente a tutto quello che lei ci ha detto di Baudo. Queste braccia aperte, è come un abbraccio alla città, un abbraccio alla gente, e il sorriso, no? Con uno sfondo ben identificabile. L'autore di questo murales, che salutiamo, Salvo Ligama, Sì. Ha fatto davvero un gran bel lavoro. Sì, è un artista, ho visto, molto apprezzato. Ha fatto anche il murales a Porta Empedocle su il grande scrittore Camilleri, e devo dire che è stato anche quello molto sottolineato dalla critica. È un artista veramente che si impegna, è stato velocissimo. Quanto tempo ci ha messo? Ma neppure 10 giorni, una cosa straordinaria. Poi ha lavorato quando c'era freddo, senza fermarsi. Solo un momento, si vedeva che voleva fare questa opera dandogli il suo tratto anche dal punto di vista culturale. È un murales che noi pensiamo dia l'immagine vera di Pippo, questa accoglienza che lui aveva nei confronti del prossimo. Era diciamo una persona, lo abbiamo detto, solare, che intanto non era retorico, non era superbo, e poi aveva questo amore spasmodico per Militello, e noi lo consideriamo, Militello, il paese di Pippo Baudo. Questo binomio non sarà mai scisso. No, ma io credo forse... I cittadini, le persone, tutti considerano, e non sarà un binomio che scindibile, no? scindibile. Le dirò, forse potrà essere ulteriormente rafforzato, no? Siamo vicinissimi al prossimo Festival di Sanremo. Sì. Sarà necessario, immancabile, doveroso, no? Ricordare Pippo Baudo, e quando si pensa a Baudo si pensa a Militello, cioè è anche ipotizzabile un vero e proprio turismo per... Avete già notato una scia? Guardi, noi domenica scorsa sono venuti 3 autobus, anche perché Militello è stato quest'anno il paese, il borgo più bello d'Italia, voglio quindi dire. abbiamo avuto un'invasione, devo dire, di visitatori. C'erano 3 autobus, tutti sono andati a vedere il murales di Pippo. Perché poi è bellissimo, perché scendendo da via Umberto, la via principale di Militello, appena si arriva a piazza Municipio, là dove c'è il comune, sulla sinistra nello sfondo si vede questa immagine di Pippo, quindi attira moltissimo, è un'immagine straordinaria. Ripeto, l'artista ha scelto il posto, lo abbiamo concordato con i familiari e i suoi amici, gli amici più intimi che Pippo ha avuto durante il periodo anche della sua carriera, ma anche della malattia. E noi abbiamo fatto tutto con sobrietà, nel raccordo, ripeto, con questo gruppo, e io credo che sia venuta fuori un'opera che sarà molto apprezzata. Non nascondo che l'abbiamo accelerato perché c'è in prossimità Sanremo, che era il luogo in cui lui veramente dava tantissimo, anche se Pippo andava oltre alla sua funzione di presentatore. È stato un regista, ha dato vita a nuove trasmissioni, è stato la RAI Pippo ed ha utilizzato la RAI senza strumentalizzare, per dare un messaggio sempre positivo al paese. Pippo è stato un grande italiano.
Naturalmente, Sindaco, lei sa quanto, trovandosi in questa emittente, lei insomma tocchi dei luoghi che hanno visto, no? Pippo giovanissimo benedire con la sua attività, con la sua presenza, con la sua forza e con la sua arte questa emittente. È nata proprio con lui e quindi insomma anche per noi è ricordare, celebrare, è un obbligo ma è anche un piacere, è una necessità. Sì, Pippo era legatissimo con diciamo, questo ambiente giornalistico. E con Antenna Sicilia, con Antenna Sicilia, con Telecolor, aveva questo rapporto così stretto, familiare, col direttore allora, dottore Ciancio, ma con tutti, da Tempio, non li cito tutti per non dimenticare qualcuno, però aveva veramente questo rapporto familiare, erano i suoi amici, alcuni d'infanzia, si incontrava spesso qua con Tuccio Moisionegi, con Pattarina, erano veramente, era uno spettacolo vederli insieme perché mentre parlavano facevano spettacolo. Allora, abbiamo finito il tempo, guardi, io parlerei con lei non sa quanto ancora, però spero di rivederla e ritrovarla anche per sapere da questo momento in poi come Militello come dire, cambia, quanto ancora afflusso arriverà di nuovo afflusso, si aggiungerà di gente e chissà magari anche qualche cambiamento di Militello nell'ottica di nuove attività, di nuovo fiorire che Noi sono speriamo sicura. in questo perché siamo un'area interna che ha problemi demografici, però stiamo lottando con forza, speriamo di poter anche seguire questo filone turistico che vede in Pippo anche un protagonista, un elemento attrattivo. Dico soltanto che non ci fermeremo al murales, andremo avanti nel tempo per fare qualche altra cosa perché Pippo merita tanto. Ed è per questo che ci rivedremo. Certamente. Grazie al sindaco Giovanni Burtone. Grazie Noi a voi. ci dobbiamo fermare e poi andremo all'ospedale ex ospedale Ferrarotto per un collegamento. Grazie ancora. Grazie. E siamo sempre a Buongiorno Sicilia, adesso ci colleghiamo con quello che era l'ospedale Ferrarotto di Catania, che adesso non si sa bene cosa sia se non un bene assolutamente lasciato a se stesso. Vedo in collegamento Marcello Failla di Sinistra Italiana con un signore, con un cittadino, con un abitante di questa zona. Buongiorno intanto a Failla. Buongiorno. Allora, veniamo subito al tema. Ex ospedale Ferrarotto, dal 2018 sono state chiuse le attività sanitarie, sono state trasferite altrove, ma da allora il complesso è rimasto, come dicevamo, senza una destinazione, fino al 2024, quando la Regione, con l'annuncio del Presidente Schifani, ha indicato la decisione di stabilire il diritto a godimento di questo immobile al comando dei Carabinieri Sicilia. Però non è successo niente. Failla. Non solo non è successo niente, ma noi abbiamo denunciato che dal 2018, cioè da quando questo immobile è stato abbandonato, è stato praticamente lasciato a se stesso, con il risultato che è stato, diciamo, depauperato delle strutture, delle attrezzature, di tutto ciò che c'era all'interno, degli infissi, è stato depredato. Questo è l'emblema di come appunto viene gestito il bene pubblico in Sicilia, perché la Regione, l'ASP avevano il dovere di tutelare questo bene, a prescindere del futuro, diciamo, di questa struttura. Nel 2024 poi abbiamo saputo, così dalla stampa, che il Presidente della Regione aveva ceduto questo bene incomodato ai Carabinieri, ma dal comando dei Carabinieri non c'è alcuna notizia. Quindi, al di là di quello che è stato detto sulla stampa, nessun procedimento è stato attivato. Il risultato è questo, si vede a occhio nudo: una struttura del tutto distrutta,
un bene depauperato, attrezzature, beni dello Stato, della Regione, beni pubblici che sono stati appunto depredati senza che appunto i proprietari di questo bene, la Regione Sicilia, abbiano pensato di tutelarlo. Noi ci accingiamo a presentare un esposto alla magistratura perché non è dato diciamo, lasciare un bene in questo modo senza esserne responsabili. Quello che noi riteniamo è che è un fatto gravissimo, un fatto purtroppo emblematico di come appunto la Regione Sicilia e in generale gli enti locali nel nostro territorio abbandonano i beni che sono di tutti e con soldi spesi dal bilancio regionale, dal bilancio delle ASP, quindi soldi pubblici che vengono appunto così abbandonati a se stessi e depauperati. Grazie. Allora, io vorrei chiederle di porgere il microfono alla persona che è accanto, che è appunto un abitante, un residente, sì, no, della zona, che saluto. Diamo il microfono per favore al signore che è accanto, sì, a lei. E, sì, noi come buongiorno. residenti... Lei mi perdoni, lei come si chiama? Mi sente? Come si chiama? No, sono Davide Bonaventura, sono un residente qui proprio di fronte alla struttura dell'ospedale Ferrarotto che dal 2018, come dicevamo prima, è stata abbandonata, ma la cosa più incredibile è che Grida Vendetta che è stata abbandonata così com'era, cioè dire con le sale operatorie dentro, con tutte le attrezzature, e noi sentivamo di notte smontare queste cose. Più volte abbiamo chiamato le forze dell'ordine che sono intervenute, ma poi alla fine hanno smontato e portato via tutto quanto. Il paradosso è anche che questo posto è diventato anche per i più piccoli, per i minori, un posto dove andare a fare, diciamo, turismo alla scoperta, a cercare l'avventura. Io più volte che abito qua davanti vedo saltare qua davanti queste inferriate da giovani, da minori che vanno lì e li vedo anche sul tetto della struttura con grave pericolo, e quindi siamo tutti quanti preoccupati, anche perché è scoppiato anche un incendio l'estate scorsa dentro la stessa struttura, sull'abbandono. Quando abbiamo saputo del fatto che era stato donato ai carabinieri abbiamo cominciato a sperare, però ancora oggi non abbiamo nessuna visibilità su quello che succederà qui, ed è una forte preoccupazione soprattutto per l'incolumità dei minori e per una sicurezza stessa del quartiere, anche perché la struttura che noi vediamo al momento sembra vuota, ma è invece occupata. Vediamo saltare di notte dei senza tetto, dei poveri cristi che vanno lì dentro. Allora, intanto grazie, non credo che mi senta il signore, quindi ripassiamo ovviamente la linea a Marcello Failla. Allora, la richiesta di Sinistra Italiana è molto chiara. Intanto bisognerebbe in qualche modo provvedere alla vigilanza, perché ha detto molto bene il residente. Se scoppia un incendio dentro, come è successo, ci sono dei ragazzini, c'è chi salta. È già successo. Ed è già successo. Allora, intanto la sorveglianza che vale per questa struttura, che è un bene, cioè sarebbe veramente, come dire, no, manna dal cielo avere i carabinieri in questo luogo, sarebbe veramente importante. Se la destinazione c'è stata, però, qual è l'impasse, qual è l'inghippo che non porta alla concretizzazione? No, il comando dei carabinieri ancora non è in possesso del bene, quindi come spesso succede da parte di questi enti pubblici, il governo regionale è maestro in questo, c'è stato l'effetto annuncio. Sì. Nel 2024 si è annunciato che è avvenuto un fatto che invece in realtà non è per nulla stato concretizzato, quindi in questo momento questo bene è della Regione Sicilia, la Regione Sicilia non lo tutela, non lo difende, non lo custodisce e non l'ha ancora ceduto, secondo quello che ha detto nel 2024, al comando dei carabinieri, quindi siamo in una sorta di limbo in cui però i proprietari di questo bene diciamo, non ritengono di doverlo difendere, tutelare, conservare, e il risultato è quello che noi vediamo. La preoccupazione dei residenti, che questo è un tipico caso, gli abitanti sono più sensibili del governo regionale, perché è da tempo che sollecitano, anche con raccolte di firme, con petizioni, con interventi, diciamo, la tutela di questo bene, proprio perché dentro ci sono persone che vi abitano, no? Diciamo, e soprattutto già c'è stato un primo tentativo di incendio che ha messo in allarme tutti gli abitanti della zona, perché questo è un grandissimo immobile e
Assolutamente, allora io la ringrazio, noi ci dobbiamo salutare perché il nostro tempo a disposizione è assolutamente finito, però io credo che richiamare l'attenzione sia molto importante, no? Questo ovviamente è un amplificatore molto grande, Certo. no? Questo nostro contenitore televisivo, per cui io spero, e lo dico assolutamente, spero che questo campanello d'allarme lanciato sia un campanello che arrivi dove deve arrivare. Siamo pronti a sentire delle risposte quanto prima possibile. Vi ringrazio molto per la vostra presenza, grazie. Grazie a voi. Grazie davvero, una buona giornata. Noi adesso dobbiamo assolutamente guardare le stelle. Sentiamo. Marco caro, come stai? Buongiorno. Buongiorno Roberta, ben ritrovata, buongiorno Sicilia. Buongiorno a te caro Marco. Allora, sono tutta orecchie, così come i nostri telespettatori. Vorrei sapere oggi su cosa punti la tua attenzione e su cosa le stelle in qualche modo ti suggeriscono. E beh, sia le stelle che io abbiamo puntato l'attenzione sul fatto che oggi Venere arriva in Pesci. È la Venere più potente dello zodiaco, la Venere delle sirene di Ulisse, la Venere che si esplica in una maniera talmente ampia da irradiare un po' tutto lo zodiaco. Ed è proprio di un Pesci che vi parlo. Bad Bunny è salito alla ribalta con un suo pezzo fortemente toccante e motivante, pieno di contenuto, assolutamente, e al Super Bowl XL, nell'after show, ha praticamente messo in mostra una performance assolutamente strabiliante, piena di citazioni alla cultura portoricana. Durante questa performance compaiono anche a sorpresa Lady Gaga e Ricky Martin, e anche Trump storce il naso, dice che canta in spagnolo e non si capisce niente. Ebbene, Bad Bunny è un pesce, sono proprio le atmosfere che crea il segno zodiacale dei pesci che sono capaci di fare un po' una panacea emozionale di tutto, quindi non stupisce affatto l'astrologo di questo grande successo. Ariete Lady Gaga e Capricorno Ricky Martin apportano un fortissimo slancio. Gemelli Trump, i gemelli con Urano e Mercurio poco armonico per adesso dicono qualcosa che forse non si capisce. E detto questo vi racconto un po' su come lo zodiaco prende questa posizione di Venere. Ariete si scioglie tutto in romanticità e quindi bene per voi che siete assolutamente più consapevoli del fatto che siete innamorati, vi lasciate andare. Toro, stupenda questa Venere, voi siete un segno di Venere per cui lei va in esaltazione e anche voi Toro cominciate a stare benissimo e ad essere ancora una volta protagonisti dell'amore. Gemelli, per voi Venere entra in quadratura, quindi un po' più difficile, un po' più confuso in amore, ma soprattutto Mercurio che quadrando a Urano non vi fa uscire bene le parole che vorreste. Cancro, per voi è una Venere di trigono ottima, vi esaltate, ne beneficiate anche più degli altri segni zodiacali, quindi ottimo periodo. Leone, gioite perché Venere non è più in Acquario, quindi non è più in opposizione, torna il sereno in amore. Vergine, inizia un'opposizione decisamente interessante perché si opposta ma congiunta al vostro pianeta. Venere vi manda a dire quanto vi ama, ancora un mesetto di sopportazione e poi vi aprirete ad un nuovo ed eccezionale momento della vostra vita sentimentale. Bilancia, Venere si esalta anche se distante in grado per voi, vi fa perdere magari di vista alcune cose, ma sicuramente c'entra di più in amore. Scorpione, trigono anche per voi, i segni d'acqua sono magnificati tutti da questa Venere, quindi ottimo periodo. Sagittario, quadratura di Venere, è un momento in cui siete talmente presi dalle vostre faccende che a volte trascurate il partner. Capricorno, voi invece dolcemente innamorati come non si è visto mai, grandi progetti ma da dividere in due. Acquario, Venere ha fatto per voi tutto quello che poteva, oggi vi abbandona ma vi lascia un dolcissimo dono d'amore e l'affetto di tutti gli amici intorno a voi. Pesci, re dello zodiaco per un giorno, Venere starà con voi un mesetto circa e la Venere più potente dello zodiaco vive i pesci, viva l'amore.
Roberta carissima, spero che questa Venere porti benissimo anche a te, che sei una Toro, mi pare di ricordare, e auguri a tutto lo zodiaco. Buongiorno Sicilia. Grazie, speriamo porti bene anche ad Emanuela Corsi, che è qua vicino a me. Che è una leone. Sai tutto, che è una Ciao leone. Emanuela, beh sì, torna il sereno per il cielo del leone. Grazie, Bene, grazie. Grazie Marco, con questa bella notizia noi andiamo a chiudere, Emanuela. Ci a te. prepariamo per San Valentino, Ci Roberta. prepariamo. A te Emanuela la chiusura. Sì, allora, no, ci prepariamo invece perché tra poco inizierà anche il Festival di Sanremo. Allora siamo sulle pagine degli spettacoli del Corriere della Sera con 2 articoli firmati da Andrea Lanfranchi. Ecco, verso la gara, verso l'Ariston, oggi si parla di Malika Yan e di Chiello. Allora, vediamo, da un lato Malika a Sanremo ha detto donne col contagocce, quindi poche presenze femminili, e poi andrei a Eurovision, che è un po' la domanda che stanno facendo a tutti gli artisti, sempre per naturalmente la questione della partecipazione di Israele. E poi Chiello, rischioso il duetto con Morgan, lui duetterà appunto con Morgan, che sicuramente ha fatto parlare molto di sé, lo stimo come artista. E poi dice: il mio nuovo album si chiama Agonia, non è sul dolore ma sui miei conflitti interiori. Grazie Grazie Emanuela, e di Sanremo parleremo tantissimo, ma per il momento diciamo non facciamo annunci, no. Ne parleremo, su questo non c'è assolutamente dubbio alcuno. Grazie a tutti, abbiamo terminato qui, ringrazio Emanuela Corsi, ringrazio il pubblico che ci ha seguito e naturalmente Buongiorno Sicilia torna domani alle 8.